Bentrovati amici di Partenope TV e benvenuti alla quinta puntata di A Tu per Tu. Beh, tante saranno le sorprese anche questa sera perché parleremo e parlerà anche l'ospite che abbiamo già negli studi, però insieme a me sempre, permettetemi di presentarlo sempre, il mio compagno di viaggio ormai noto per i suoi post su Facebook, sui social, lui interagisce veramente con il pubblico da casa, il professore Antonio D'Addio. Ciao Buonasera, Antonio. ciao Ida. E siamo arrivati, come dicevi tu, piano piano alla quinta puntata, sempre ospiti graditi, ma stasera insomma abbiamo proprio il non plus ultra, come si suol dire. Ma complimenti a te, perché ormai sui social, guarda, ti sì, conoscono. no, ma tutti. è molto seguita quella rubrica di cui parliamo dopo e ne approfittiamo per ringraziare tutta la stampa che ci segue con affetto, Cronache di Napoli, Roma, Lo Strillo, Casoria 2 e tutta la stampa online, e poi ringraziamo anche il nostro editore Angelo Ciero insieme al nostro direttore artistico Renato De Carmine. Sarà una puntata veramente esilarante, quindi restate comodi da casa perché stiamo per chiamare il nostro ospite graditissimo. Lui è un grande attore che torna da pochi giorni, è tornato da Roma perché è stato alle prese di una registrazione di cui poi ci racconterà. Però prima di introdurlo, ringraziare i nostri la sponsor. nostra Gemma, The Queen, la nostra food blogger. Buonasera Gemma, come stai? Tutto bene, voi? Benissimo, bene. Sta preparando già qualcosa per il nostro maestro e intanto ringraziamo i nostri sponsor, anche Babaré. A breve vedremo anche Lucia Lamarca formulare un po' di domande anche al nostro ospite di questa sera. E che dirvi, è arrivato il momento. È un pilastro, dobbiamo dirlo, insomma, è un pilastro del teatro, del cinema, della televisione, è un amico di Napoli, non ha mai voluto lasciare, anzi, la sua città. È qui con noi ed è un orgoglio nostro, lo chiamiamo, lascia a te l'onore Ida. Io ringrazio te Antonio e soprattutto ringrazio lui che ha accettato il nostro invito ad A Tu per Tu. Per voi da casa, Giacomo Rizzo! Giacomo maestro. Buonasera, buonasera. Sono emozionata, ciao. sono Emozionata. Buonasera. Buonasera a tutti. Grazie Giacomo per aver accettato il nostro invito e per raccontarsi davanti a questo bellissimo pubblico. Si sa, è un pubblico veramente bello, acculturato anche, allo stesso tempo anche ama il teatro, ama le radici classiche, insomma anche il nostro pubblico sarà di scena in questo momento insieme a lei, Giacomo. Va bene, sì. Okay. Siamo in buona compagnia allora. Anche perché Antonio e Giacomo non si aspetta assolutamente nulla. No, guarda. Appunto è stato fuori, a registrare, anzi vogliamo raccontare subito. No, diciamo che le ultimissime cose che ho fatto quest'anno sono un film che ho girato tra Portici, San Giorgio a Cremano e Morigerati, un borgo molto bello nel Cilento. Io poi mi trovavo in quell'occasione lì perché è sposata mia figlia, la mia terza figlia Veronica, è sposata proprio vicino, diciamo nel Cilento, in questo posto vicino a Montano, e quindi appena è finito il matrimonio, il giorno dopo sono venuti a prendermi e abbiamo cominciato a girare, diciamo l'ultima parte, ma la parte più importante del film, che si intitola In fila per due, ed è un film molto bello, molto particolare. La regia è di Bruno De Paola, uno dei registi diciamo storici di Un posto al sole. È prodotto dalla Fiction Cinema, una produzione di Armando ed Antonio, io così le chiamo, Antonio e Armando, insomma abbiamo pensato a questo film, hanno pensato loro, ma ne hanno parlato con me tantissimi anni fa, 5 anni ci sono venuti per realizzarlo e finalmente poi ci siamo riusciti. Quindi il film si chiamerà In fila per due. È una storia molto particolare, una storia che riguarda una evacuazione dal Vesuvio, dalle parti del Vesuvio, dalle falde del Vesuvio, e mettere in salvo la popolazione perché c'è un eventuale scossone del Vesuvio e quindi bisognava allontanarsi dal Vesuvio. Questo sindaco viene chiamato ad accompagnare la gente per farla allontanare dal Vesuvio. Questo in sintesi la storia, ma poi in questa storia
ci sono tante storie d'amore che Intrecciate. avvengono durante le cose. Io non ho nessuna storia d'amore. E il suo Ho ruolo? Ho mia moglie che mi segue, gelosissima, che mi segue, ma per fortuna di Dio mi fa una sola telefonata, poi non me ne fa più, perché ha capito che abbiamo da fare e non può disturbarmi. E quali sono state le vostre sensazioni, le sue sensazioni proprio di interpretare questo ruolo? Le si addiceva un questo sindaco, ruolo? un sindaco particolare, un sindaco che ama molto la vita e che ama anche un po' le donne, ma non c'è nessuna storia durante il film dove si vede questa sua passione, assolutamente, è latente questa passione che lui ha. E devo dire, abbiamo diversi attori giovani, la maggior parte sono tutti giovani, c'è Francesca Chillemi, c'è dunque Ileana Rossi che ha fatto... Sì, Il Paradiso delle Signore. Mi sembra Il Paradiso delle Signore. Sì, Il Paradiso delle Signore. Poi c'è un attore giovanissimo che è il protagonista, ahimè non mi ricordo il nome, ma lo vedremo a sapere tra poco. Poi ci sono io, c'è Antonella Stefanucci e ci sono tantissimi altri attori, c'è Raffaele Ausilio, poi c'è un altro che ha un cognome molto difficile, ma tra poco li chiamo e me li faccio dire. Vabbè, e allora, poi quest'ultima invece con Massimiliano Gallo? Con Massimiliano Gallo abbiamo finito la settimana scorsa di girare, di registrare per Rai 1, per la Viola cinematografica, Vincenzo Malinconico Avvocato, è tratto da un romanzo di un noto romanziere salernitano. Infatti la storia si svolge tutta a Salerno e io sono protagonista della storia nella storia, perché lui difende alcune cause e io sono, diciamo, il primo suo cliente che lui deve difendere da un omicidio, è accusato di omicidio, sono accusato di un omicidio e lui mi difende, ma diventa tra di noi, nasce, ecco, diciamo la verità, usiamo questo verbo, nasce un'amicizia. Lui è convinto che io non sono assolutamente, non c'entro niente con l'omicidio, sono innocente, io mi dichiaro innocente, però non vi dirò se sono no, dobbiamo vederlo. Lo dobbiamo vedere e tutti quindi quanti. sono nelle prime due puntate. È una cosa molto bella. Quest'altro ruolo le è piaciuto? Mi piace perché non faccio un ruolo comico, faccio un ruolo piuttosto tragico, molto bello, mi riporta un po' al ruolo dell'amico di famiglia che ho fatto con Sorrentino. E che ne parliamo più in là perché abbiamo dei contributi, però adesso dobbiamo partire un po' dalle origini. Le origini di Giacomo Rizzo. E le origini partiamo dal teatro, abbiamo preparato un blocco fotografico per la regia, il blocco numero 2, così vediamo un po' delle foto riguardanti il teatro e poi il maestro Giacomo Rizzo ci racconterà proprio i suoi incontri. Le commentiamo insieme in studio. Diciamo che all'età di 8 anni già era in scena il nostro maestro. 1947 ho debuttato a novembre all'Arena Comunale di Portici, è una cosa che ho già detto parecchie volte, mi auguro che chi l'ha già sentito sopporti questa cosa che l'ho già detta, e ho debuttato all'Arena Comunale di Portici con un spettacolo che si intitolava Il piccolo Totò, ma il piccolo fu scritto talmente piccolo che quando apparvi in scena il pubblico si lamentò, cominciò a fischiare, cominciò a dire parolacce, perché aveva capito che aveva avuto un bidone, perché loro si aspettavano Totò,
ma io non ero Totò, io ero il piccolo Totò. Sì. E quindi era il mio primo debutto e avrei dovuto avere una, voglio dire, una situazione negativa, avrei dovuto subito pensare di non fare l'attore, invece non fui colpito da questa cosa perché intanto non capii bene come era successo quello che stava succedendo. Io dicevo, ma cosa c'ha il pubblico contro di me se io non mi sono ancora esibito? Fatemi esibire, poi se non mi piaccio. Invece io non capivo, data la mia tenera età, ed ero accompagnato da mio fratello che aveva soltanto 2 anni più di me, e arrivammo lì con il tram, un tram preso alla stazione centrale che ci portò fino a Portici, e c'era questo tram che c'era fino a mezzanotte l'una, per cui il nostro mezzo di arrivo lì non era una grande macchina, era il tram. Finito lo spettacolo, sei tornato a casa col tram. Sono tornato molto prima, sono tornato molto prima perché quel spettacolo per me è finito prima. Vabbè, ha continuato su quella direzione incontrando anche Salvatore Golia, no? Salvatore Golia mi ha fatto fare poi le prime recite, che lui le chiamava le recite staccate. Era molto amico di Arturo Marizzano, che era uno straordinario comico. Devo anche ad Arturo Marizzano diciamo così, l'incoraggiamento a fare questo lavoro, anche se lui qualche volta mi prendeva in giro, perché come gli attori di una volta, insomma, difficilmente consigliavano agli altri di intraprendere questo lavoro, ma invece mi aiutò, inconsapevolmente mi aiutò. E poi ho continuato con questo signore che è il proprietario, è il figlio del proprietario del San Ferdinando, dove poi diciamo che Edoardo ha rilevato da lui il San Ferdinando. Non so quali sono i fatti perché non li posso sapere, se li sapessi non lo direi. Ecco, vabbè, allora li sa. C'è sempre qualche cosa che non funziona in una compravendita. E poi Edoardo aveva fatto suo il Teatro San Ferdinando, meno male, ha preso un grandissimo, che era lui Edoardo. E con Salvatore ho cominciato a fare le prime recite staccate. E ho recitato anche con degli artisti di allora, con Enzo Romagnoli, che era un cantante, con Arturo Marizzano, con Lino Crispo. Poi è andata avanti così la mia carriera. Ma la cosa che ci incuriosisce, perché abbiamo studiato e abbiamo letto tutto il suo curriculum e tutta la sua biografia, la cosa che ci stupisce è che a un certo punto diventa cantante di night, presentatore e ballerino. Questo ci interessa. Allora, dunque, io ho prima fatto il cantante da night, perché la mia vera passione, diciamo la verità, la mia vera passione è il canto, è la musica. Per cui mi ritenevo, secondo il mio modo di pensare, mi ritenevo più valido come cantante che non come attore comico. Anche perché allora si usava fare il comico ma travestendosi, un cappellino, una giacchetta stretta. Docet è il nostro amico col quale hanno fatto un film, che era Edoardo Scarpetta, che si vestiva sempre da Feliciello, eccetera, e io non amavo questo genere di cose. Avevo una voce abbastanza, voglio dire, calda, e cominciai a cantare, cominciai a fare ho fatto anche delle cose con Peppino Gagliardi, ma Peppino Gagliardi è una vita che gli scrivo sui social, ma non mi risponde quasi mai. Mi piacerebbe sapere il perché, anzi, visto che sono qui, no, lo possiamo dire, no, dico, ma caro Peppino, ma io ti ho fatto qualcosa di male perché tu non mi rispondi a tutte le volte che ti scrivo delle cose belle? Perché io ho di te ho soltanto ricordi bellissimi. Infatti, prima della tua straordinaria carriera, delle canzoni che hai scritto. So che hai un figlio che è un eccezionale pianista di musica classica, quindi ti seguo comunque, però sarei curioso di capire il motivo per il quale non mi rispondi mai. Poi se non mi vuoi rispondere non siamo costretti nella vita, ognuno fa come gli pare, voglio dire. Abbiamo inviato questo messaggio al maestro Peppino. Glielo faremo arrivare, Allora, e niente, così ho cominciato a fare il night. Spesso ho lavorato con Mario Messina,
ho lavorato con un gruppo che si chiamavano i Crisby, ho fatto anche alcuni locali rosso e nero a Napoli, ho fatto la Rupe Tarpea a Roma, ho fatto ancora un altro locale dove, da Rosolino, quando si chiamava Rosolino, e dove passavano i più grandi cantanti. Infatti lì poi ho conosciuto Fred Boscaglione, ho conosciuto Peppino, eccetera. Peppino Di Capri anche. Peppino Di Capri, sì. Peppino pure è un personaggio molto strano, che ogni volta che mi vede mi pare che sia sempre la prima volta che mi vede. Ma ognuno nella vita si comporta come vuole. E invece io sono un suo ammiratore sfregatato e devo dire la verità, ho ballato e ho cantato tutte le sue canzoni. A volte mi incontro con lui, gli canto delle canzoni che lui non si ricorda più. Io gli canto Freva, che lui non ricorda, che Freva è una passione ardente, lui non se la ricorda più. Non si ricorda più 5 minuti ancora, voglio ballare con te, non se la ricorda, non si ricorda niente, ma non da adesso, da 4-5 anni quando ci incontriamo. E così ci ricordiamo delle cose passate. Io gli ricordo queste canzoni molto belle perché poi abbiamo ballato tutti in quell'epoca, abbiamo ballato con Peppino Di Capri, che è stato, Peppino Di Capri è stato anche il cantante che ha dato il là ai Beatles, perché io ho avuto un agente che era anche il suo agente, signor Nino Febraro, che non c'è più, e all'epoca che era il suo agente lui ha fatto debuttare i Beatles a Milano, però per far sì che la gente arrivasse e fu scritturato Peppino Di Capri, e Peppino Di Capri era la ditta e i Beatles erano la sottoditta che cominciavano a debuttare, e lui se lo ricorda sempre. Lui ogni tanto mi dice: Giacomo, ma tu come sai queste cose? Io so queste cose perché abbiamo avuto un agente, il tuo agente è stato anche il mio agente in cinema e mi ha raccontato molte cose all'epoca di quando era con Roberta, ascoltami. Però abbiamo visto in queste foto Ugo D'Alessio, Luisa Conte, Virginia da Brescia. Piano piano vediamole. E vediamo. Io dirò, c'è anche una foto che non è se le vediamo due alla volta. Le vogliamo riproporre, regia? Sì, due alla volta e ci fermiamo, così le commentiamo. No, volevo terminare col fatto che ho cominciato a fare il night, perché mi piaceva cantare ed è stato per me un momento bello della mia vita, perché amo cantare e ancora, voglio dire, quando mi capita una cantatina me la faccio. E le piaceva anche presentare, però, essere un buon conduttore. Poi ho fatto il presentatore perché i comici e le donne non potevano cantare nelle piazze. Questa è una cosa che nessuno sa. È vero. Infatti, e cantavano soltanto gli uomini, i maschi, le donne e i comici non potevano, perché i comici dicevano delle porcherie secondo loro e non poteva assolutamente, non era giusto, perché la Chiesa premeva che questo non accadesse, e le donne perché vestivano un pochettino con le gonne e quindi la gente avrebbe guardato, vabbè, comunque avrebbe guardato altrove, avrebbe guardato invece di ascoltare, guardava più che ascoltava. Allora vediamo se possiamo guardare le foto, perché dopo poi proseguiamo col tragitto e incontriamo anche Leonardo Ippolito dal 1965, maestro. Però vediamo se 1965, quindi ho indovinato. Se possiamo vedere due alla volta le foto del teatro del blocco 2. Vediamo. Ecco, allora fermiamoci qua, fermo. Non si può. Ecco qua, fermato. Allora quella foto precedente, quella era molto importante, perché quella foto precedente io avevo 14 anni e cantavo allo Chalet delle Rose a Mergellina e venivano ad ascoltarmi i turisti praticamente, e mi davano parecchi dollari che io poi dividevo con i miei amici che suonavano. Quella foto invece lì è la prima foto del Diana 1978-79 di Tre Calzone Fortunato, dove c'è una marea di gente che non c'è più, dove c'era Ascoli, dove c'era D'Alessio, qui invece con Aldo De Martino 1981. Va bene, niente,
Vabbè, andiamo a parlare adesso. Andiamo 1981 e lì invece era a destra no, non si riesce a fermare l'immagine. Ecco qua. A destra Ecco qua. c'è una... Un po' più nitida. Ecco, allora a destra siamo io, Aldo, Carlo, Vittorio Marsiglia e la De Simone nella prima edizione della Francesca da Rimini, dopo un successo strepitoso. Invece lì a sinistra, se vedo bene perché io ci vedo bene, io sono vestito da donna ed è una Francesca da Rimini che io feci nell'anno che buttarono giù le Torri Gemelle, 1981? 81? Sì. Sì. E lì c'erano gli attori che lavoravano con me, io ero vestito da donna. Mamma mia, quanti ricordi. Adesso Eccola, quella è con Virginia da Brescia. E qui invece non è vero ma ci credo, io e Virginia da Brescia, bravissima attrice, una donna stupenda e una persona meravigliosa ed amabile. Lì invece era Tre Casino Fortunate, sempre da Cilea, 1994, dove c'era Rosaria Maggio con me, c'era sempre Virginia da Brescia, c'era Oscarino Di Maio ed io che facevo Felice. E poi ci deve raccontare qualcosa di Luisa Conte. E invece? Queste sono due immagini, tutte e due di Non è vero ma ci credo. Questa è del secondo tempo, perché ho i baffi, e questa era del primo tempo, quando arrivo in scena, era la commedia di Peppino De Filippo, che io feci in tutta Italia. Ma lei è superstizioso, maestro? No, assolutamente no. Io sono cattolico, non credo alla superstizione. Bene. Luisa, donna Luisa? Con Luisa. Con Luisa. E questa è la foto che facemmo il primo anno che io partecipai, il 1982, e con Carlo Taranto, un attore straordinario, un gran signore, una persona per bene, a volte, a parer mio, addirittura più bravo del fratello come attore, sì, perché era straordinario per me, una persona unica. E lì invece è una foto di scena di quando abbiamo fatto Madama a Quattro Soldi e io facevo questo personaggio molto particolare. Lì è stato un bel periodo della mia vita che ho trascorso al Teatro San Nazare, di cui si parla tanto. E un insegnamento che le ha lasciato Luisa Conte, visto che è raro trovare una capocomica donna che regge un teatro? Beh, non è, come persona era un po' dura, tosta, un po' tosta, ma insomma abbiamo avuto un rapporto un poco difficile, perché io non sono una persona, voglio dire, sono malleabile ma non esageratamente, voglio dire. Quanto basta, dai. Lei, quanto basta, lei invece era dura, era una donna, voglio dire, forte, per la verità, però era una grandissima artista e si è mostrata durante il periodo che poi sono stato con lei anche una strepitosa amica. Questi sono quei pochi capitoli della sua grande storia, sì, però adesso trattiamo questo argomento perché vorrei anche che ne parlasse. Di diciamo Leonardo, il grande Leonardo Ippolito. Leonardo Ippolito non abbiamo foto, ma io feci con lui il primo spettacolo importante. Perché so che lui non si mette mai in mostra. Che feci con lui e ci tengo a citarlo, Leonardo, sì, che guarda un po'. Lo vedrò domani mattina perché mi ha chiamato che mi vuole parlare di una cosa. Bene. E io con lui ho fatto nel 1965, quando nacque mia figlia, la mia prima figlia, Angela, io ho un'altra figlia che si chiama Ornella, quindi Angela, Ornella, Veronica. Veronica è figlia del mio secondo matrimonio. Le prime due invece sono figlie di Pina, della mia prima moglie. E quindi nel 65 prima io feci uno spettacolo con Merola, io ho fatto 3 sceneggiate, solo 3, tutte e 3 con Merola, ed è stato Asciurar, che poi divenne addirittura la seconda puntata, si sposa Asciurar, la terza puntata Ammanettato, quando poi Merola finiva ammanettato, finiva in galera, perché aveva ucciso lo stupratore della sorella. E quindi
Dopodiché Leonardo Ippolito volle fare con Mario Mero e Maria Paris, volle fare uno spettacolo, un grande spettacolo fece, che girammo tutta l'Italia e che si chiamava Dal Vesuvio con amore. Sì. Chiaramente era l'anno che Sean Connery, voglio dire, faceva grande successo in cinema con Dal Vesuvio con amore e Dalla Russia con amore, e Leonardo prese in prestito questo titolo e dice Dal Vesuvio con amore, con Merola e la Paris, che fu una stagione meravigliosa, con un grandissimo balletto, con una bella orchestra, insomma. Fece uno spettacolo di serie A che ci fece toccare un po' tutte le piazze più importanti d'Italia. Allora, prima di arrivare alle miniserie però, tu dovevi, prima di arrivare alle miniserie, perché vorremmo anche parlare di quello, e poi vorremmo parlare anche di un incontro fatidico che lei ha avuto in tutta la sua vita. Però dopo, adesso dopo parliamo di Totò e Nino Manfredi, dopo però. Ne ha fatti tanti. Ne ho avuti tantissimi. Però Totò, ecco, non è un incontro Ma casuale. Totò è stata una cosa un po' particolare, perché Totò io l'ho conosciuto, perché Dino Risi lo conoscevo prima, quando seppi che faceva il film a Napoli, che era Operazione San Gennaro, ma lui già aveva chiamato tutto il cast, mi disse che non aveva pochissimi ruoli, ma non erano neanche ruoli. A me non me ne fregava niente, a me piaceva conoscere Totò, Ecco. che avevo conosciuto da ragazzino, perché sono stato la prima volta a Porta Capuana, avevo 8 anni, e ci fu un signore di Forcella, un mezzo guappo, che mi portò a conoscere Totò. E lui mi guardò, mi diede una guardata, ma niente più di una guardata. Era molto preso da altre cose che aveva da fare in quel momento. Poi l'ho visto dopo 2 anni di nuovo, sempre in occasione della sua canzone Malafemmina, che veniva cantata da Mario Abbate, e invece la prima volta ci fu Giacomo Rondinella che cantava la sua canzone, e venne a Porta Capuana sempre e mi riportarono e lui mi rivide, ma neanche niente successe. Quando poi ho fatto il film, che io mi sono presentato a lui, devo dirti la verità, non è stato molto carino. No. Per la verità. No, sinceramente no. E bisogna dire la verità. Bisogna dire la verità. Io non sto parlando male di lui. Ma ha detto qualcosa che lo ha irritato forse? No, non ha irritato. No. Qualcosa non c'è stato feeling. Mi disse che voleva stare tranquillo, non aveva voglia di parlare, vai via, eccetera. Però, vabbè, abbiamo saputo un'altra cosa, una cosa nuova. No, ma non è una cosa brutta di è un carattere, è un carattere. Ma voglio dire, può darsi che io abbia scelto il momento sbagliato. Sì. Non è colpa sua, è colpa mia, voglio dire. Sì. E lui ha avuto questa reazione che a me non è che sia piaciuta tanto, Sono per la tutte verità. cose belle Io di che Totò. lo amavo, anche il caratteraccio. lo amavo tanto, no, ma non potrei dire. È Ma rimasto lui un po' comunque lui era molto, poi ho saputo da Antonello, il nipote, da Liliana, la figlia, che era una persona molto particolare, era una persona che voleva stare sempre per conto proprio, non amava le feste, aveva quella casa meravigliosa ma non ci andava mai nessuno perché diceva Antonello che lui ci disturbava e quindi voleva stare così. Ma adesso rompiamo un po' il racconto. Rompiamo il ghiaccio con Gemma, perché vuole dire. Allora, ma fatemi delle domande, io rispondo e poi non parlo più. Se no io comincio a parlare. È bellissimo, no, così, perché è sono sapere, racconti. perché siamo curiosi di sapere il racconto a tu per tu, è proprio il racconto della vita dell'artista. Ma io sto dicendo di tutto, Napoli. non mi sto facendo mancare nulla. Pregare. Non è vero, ma ci credo. Non è vero, ma anche perché poi ho una portato. bella memoria. Perché, sì, infatti ricorda Maestro, tutto. Non è vero, ma ci credo. Sì. Lei ha detto che non è superstizioso. No, io non sono superstizioso. Però noi abbiamo portato lo stesso il simbolo, diciamo, del cornetto, ma in realtà è anche il peperoncino che viene usato comunque come spezia in cucina. Quindi abbiamo l'analogia io non credo delle Mm. proprio cose. assolutamente Alla superstizione. proprio per me è contro di me. Se io credo nel cristianesimo e credo c'è talmente qualche cosa che va a cozzare. Certo, ci sono molte leggende. Come intorno faccio a questo credere al argomento. peperoncino se io credo nel Signore, credo nei No, ma il santi? peperoncino è usato come spezia in cucina. Noi abbiamo Il parlato poi del peperoncino mi cornetto. piace come fatto piccante, Infatti lo voglio troveremo dire. anche nel piatto che ho preparato se per si il maestro. riferisce al piccante, Sì, Ma sì. le piace il piccante, maestro? Sì. Le piace? Sì. in quale senso?
una pietanza piccante. No. Dopo parleremo anche di quelle cose piccanti. C'è il cibo piccante, ma c'è anche, voglio dire, ci sono altre cose piccanti. Però adesso, maestro, vogliamo farle vedere, visto che abbiamo parlato anche della sua passione per il canto, abbiamo estrapolato giusto un filmato di uno spettacolo, di una trasmissione con Gloriana, ci sentiamo un po' questa musica e poi dopo continuiamo il racconto del maestro Giacomo Rizzo. Di una vita di Giacomo Rizzo insieme a noi, a tu per tu. Gloriana e Giacomo Rizzo! Buonasera. Buonasera E bentrovati da parte mia, si Ma intende. tu non avevi detto che non avresti mai fatto uno show insieme a me? No, veramente, sei tu che negavi che avremmo potuto fare qualcosa insieme. Qualcosa di che genere, scusa? Madonna, di genere spettacolare, Giacomo, nient'altro che questo. Insomma, vogliamo tornare indietro di qualche anno? Io direi proprio di sì. Abbiamo tanto da raccontare, da dire, da fare. Da fare? Allora Da ma fare. insisti. Non posso, sono impegnato. Ma questo lo so, sei impegnato con me e per tante serate. Oh, serate in televisione, chiariamo, eh? Ma certo, noi abbiamo tutto il tempo in questo ciclo di... Hai il ciclo? Io c'ho il Ma sei ciclo. proprio cambiato tutto? Ciclo di trasmissioni che andranno in onda su questo canale. E va bene, e allora vuol dire che comincio io? No, io. No, veramente comincio io perché sono donna. No, ma cominciamo però, tu sei donna e la parità dove la mettiamo? Facciamo una cosa, Sì. mettiamola da parte e facciamo qualcosa in due. Allora è una fissazione, ho capito che ti piaccia, ma ancora ma già cominci a fare questi avanzi. Giacomo, ma la tua è una fissazione. Maestro, prego, auguri mamma, vai, iniziamo con due, vieni. Rosinella, modena vent'anni, e smanea e sospira tutto. L'hanno ritta che parte di cuore, non rimedio opportuno ce l'ho. Ne, comba, che ci vorria, questi smanicati in via, io non posso più dormire, io non posso più dormire, ne, comba, che ci va. Che pensi mi? Ci vorrei per farmi dormire, ti rituppa dell'aria che la cura che fece mamma, ti ritappa dell'aria Ci vorrei per farmi dormire, ti rituppa dell'aria che la cura che fece mamma, ti ritappa dell'aria. Ma io non me la ricordo. Sì, Mamma non me ne ha mai parlato, ma ve lo giuro, non la conosco sta È facile. Ci vogliono gli elementi giusti. Ne, compa, Sì? ma sta culo mi giova. Che decide, vengrassa e rinforza. Comare, voi la vita fa forza. Casino, piglia sotto un raù. E spiegatemi più meglio che sta culo che vuol dire. Io non voglio più soffrire, io non voglio più soffrire. Ne, compa, che ci va. Ci vorrei per farmi dormire. Cosa? Ti ritippa dell'aria che la coda che fece mamma, ti ritappa dell'aria. Ci vorrei per farmi dormire, ti rituppa dell'aria che la coda che fece mamma, ti ritappa dell'aria. Sì, ci vuole. Ci vuole l'elemento giusto perché te lo dico io. Ma lei, guarda sta a sentire no? Ne, compa, Sì? ma dico, posso amare sta culo? Anzi è dolce, è più dolce di un mele. Babbo, ma ci dica va bene. No, mi spiace, a tengi con mare a cuore. E perciò parlate chiaro, caccia fa, caccia mia, che ci va per me calmare, compa, che ci va per me calmare, ne compa, che ci va.
Vorrei per farmi dormire, ti toppa dell'aria lì, che una cosa che fece mamma, ti tappa dell'aria là, e c'è vorrei per farmi dormire, ti toppa dell'aria lì, che una cosa che fece mamma, ti tappa dell'aria là. E adesso Non ci capite niente. adesso spiego meglio tutto quello che abbiamo detto in musica. E dunque, comare, guardate, dicevo, intanto dovete cambiare elemento. Papele non ha una funzionalità consona. Ma non è come non parlate difficile, non come parlate terra terra, noi siamo del compare invece popolo. sa fa meglio, vi spiego. Dunque ci vuole un mortaio. Un mortaio? Non è una cosa che muore, è una cosa che vive. Un mortaio. Ecco qua, Cosa commentiamo stava dicendo questa il nostro Gloriana, Maestro? la sua Stavamo altra bene insieme. partner. Bene, ma io la conosco da ragazzina. Noi abbiamo fatto una cosa insieme il primo anno, abbiamo fatto uno spettacolo in giro per l'Italia, andava a spettacolo e il comico era Aldo Tarantino, c'era Rino Marcello, la compagnia era Marcelli, Tarantino Marcelli, io facevo il ballerino soltanto. Io andai a fare il ballerino e lei faceva la cantante, piaceva moltissimo, devo dire. E quella fu l'occasione dove ci siamo conosciuti. Lei aveva 15 anni, 16 anni, non poteva neanche girare in teatro, era troppo piccola. E ci siamo conosciuti in quell'occasione. Ma speriamo di riuscire a raccontare il tutto, perché ci sono ancora tanti nomi. tanti. Parliamo poco. Parliamo poco. Abbiamo detto di Gloriana. Non possiamo parlare poco con lei, maestro. Ciao, Comunque Gianna. salutiamo Gloriana, sempre bellissima, e siete stati veramente una bella coppia di fatto. Allora, il maestro ha lanciato un messaggio a Peppino Di Capri, a Peppino Gagliardi. Noi lanciamo un messaggio a Gloriana. Vorremmo dedicarle una puntata, Gloriana. Benissimo, sarebbe una cosa meravigliosa. Guarda, io pensavo che dicessi a Peppino Di Capri. La convincerò. Bene, la sì. è un impegno che si prende il E maestro Gloriana è molto seguita, molto moltissimo. amata, poi è una bella persona. Bellissima, E poi, davvero. e poi le voglio tanto bene. Va bene. Allora, andiamo avanti, anche perché ricordando il piccantino di prima, dopo parleremo anche delle commedie sexy all'italiana, però non è arrivato il momento, è No, arrivato il momento del del caffè, caffè. Ritz Caffè. E certo, La perché- nostra colp dov'è, The Queen? La colp di A tu per tu. Ma il caffè non ha mai tempo, il caffè non ha tempo, il caffè può venire All'improvviso. in qualsiasi momento. No, vabbè, siamo in un bel Va salotto, bene. il caffè diciamo deve essere per forza presente. E proprio per il maestro diciamo che io non so scegliere quali cialda, ma io direi che il maestro è tutte e tre le cialde. E tutte e tre Cioè? le varianti. E ricordiamole. Sia elegante, sia unica che gran crema, quindi è tutte e tre. Io farò quella Elegante, che c'era in tutte unica e tre. gran crema. Oh, va Le bene. spanne tutte e tre. Vedo che ci ha raggiunto anche la nostra Lucia Lamarca, la ragazza col turbante. Ciao Lucia, ben Buonasera a ritrovata. tutti, buonasera maestro, è un piacere essere qui, mi Anche per creda, me, anche davvero. per me. Anche per me, io vivo di piaceri. I piaceri della vita, E come allora- Babba Re, il primo liquore al babà. No, ma non ne intendevo niente. No, Non quelli, no, non quelli. non Sappiamo quelli. che il maestro Non intende quelli, altri non quelli. piaceri. Non quelli. Però I piaceri della vita sono altri, cosa avete capito? E il cibo, perché lui ama anche No, mangiare. ma non è vero, è No? quello che sono i piaceri della vita. quali sono? Il Quali cibo, sono? l'amore. tanti. Sono le prime cose della vita. Ma vediamo poi i primi saluti Vediamo. che arrivano, Sì, perché sì, sì. appena abbiamo detto che avevamo ospite Giacomo Rizzo, alcuni amici, alcune persone hanno voluto mandare dei saluti. Vediamo i primi saluti. Vediamo. Lo sapete perché Giacomo non invecchia mai? Perché è giovane dentro. Giacomo è un gran signore, un uomo di altri tempi, è una persona che ama l'amore. Ho imparato molto da Giacomo sulla scena, è un gran maestro. E Giacomo, ti voglio bene, lo sai, io ti voglio tanto, tanto bene, sei sempre nel mio cuore. Un bacio. Eh sì, Giacomo, è una vita che io ti amo, però lo so, sono troppo vecchia per te. Sono tante le cose
i ricordi e gli aneddoti che vorrei condividere in questo momento con te, ma mi piace ricordare la cosa principale, che è l'affetto che mi lega a te, ed è un affetto senza scadenza, senza tempo e senza età. A presto rivederti, amico mio, con le famose polpettine afrodisiache. Signor Rizzo, ci dobbiamo vedere, non ci vediamo da un sacco di tempo. Un bacio grande a una carissima persona, una persona eccezionale che sta sempre nel mio cuore, e un attore strepitoso, uno degli ultimi. Un bacio grande e a presto. Ciao ciao! Allora, Francesca Confessore, Rosalba Colosimo e Salvatore Parliamo Esposito, di un loro, ringraziamento per questi saluti. Francesca Confessore è stata con me 3 volte in compagnia, e quando sono stato in ospedale non credo che ci sia stato un giorno che non mi abbia chiamato. Io sono stato 36 giorni, perché ho avuto il Covid. Sì. Sono stato al Cotugno. Ringrazio tutti gli infermieri, i paramedici, ringrazio i medici che mi hanno curato, questo ospedale strepitoso che noi abbiamo avuto la fortuna durante questa pandemia di avere l'ospedale che ha sempre trattato le malattie infettive. Quindi io dissi, se devo andare in ospedale vado soltanto al Cotugno, altrimenti la cura la faccio in casa, se muoio tanto. Ho già 81 anni e posso morire. E devo dire che l'ha fatto proprio bene il Covid, l'ha fatto ringiovanire, Antonio, è vero? No, ma io sono giovane qua, noi siamo giovani Come un giovani bambino, nel non invecchia cervello. mai. Allora, guidiamo il nostro corpo, il nostro modo di essere. Io invecchierò 2 ore prima di morire, però devo essere avvertito. Maestro, però non ho capito una cosa, queste polpette afrodisiache. So che lei non resiste ad una polpetta, mangia tanto pesce, però. Io mangio tutto, io non ho vizi, io non mangio una sola cosa, il cetriolo. E quando sono andato in Grecia per me è stata una tortura, perché se voglio ma te lo mettono anche nel caffè. Perché è un cetriolo che l'ho trovato dappertutto, tutto sapeva di cetriolo. Io mangio tutto, io mangio arabo, mangio giapponese, mangio cinese, sono stato fuori in tutto il mondo. Io ho girato molto, per la verità devo ringraziare un po' Dio che mi ha dato questa salute di ferro, non ho mai sentito nessun peso di nessuna cosa. Ma io tutto oggi mi alzo, mi siedo, è difficile che c'è qualcuno che quando mi vede mette la mano per farmi scendere, ma che vuoi fare questa mano? No, perché non mi permettete proprio un se si vuole appoggiare, no, io mi vorrei appoggiare, ma la devo trovare. Io metterei la firma per arrivare veramente all'età del maestro, che se li porta benissimo. Ma lo dicono anche le mie figlie ogni età, specialmente l'ultima, la prima, vabbè, sono tutte e 3 persone adorabili che sono la mia vita, sono quelle che mi hanno dato la forza di andare avanti sempre, perché darei un consiglio agli attori: quelli che vogliono fare questo mestiere devono avere salda l'amore verso la famiglia. Chi ha sempre la famiglia alle spalle, che pensa sempre alla famiglia, è difficile che si ubriachi, che si droghi, che faccia una vita sbagliata, perché la famiglia è una delle cose più importanti per me, io la penso così, per un uomo e per una donna. Veramente la famiglia la fa più spesso la donna che l'uomo. Difatti io, quando qualche amico si sposa, dico auguri e figlie femmine, perché io ho avuto 3 figlie femmine, per me il mondo è femmina, non c'è niente di maschile, il mondo è femmina. Allora, visto che lei ha introdotto questo argomento, Sì. e visto che comunque noi abbiamo avuto un po' la complicità delle sue figlie, le facciamo vedere questo filmato E noi prendiamo il caffè, dei saluti intanto. particolari, perché dopo continuiamo a parlare della famiglia. Antonio D'Addio, noi prendiamo questo caffè, Ritz Caffè, grazie. Buonasera a tutti. Buonasera. Ciao nonno. Ciao papà. Nonno, noi siamo qui sul divano e ti stiamo aspettando. Vedi, c'è anche Giacomino qui
e siamo tutti in attesa del tuo ritorno. Nonno, noi siamo qui, ti stiamo aspettando, è troppo tempo che non ci vediamo, come dobbiamo fare? È vero, papà, dai, vieni, ti stiamo aspettando. Torna, Sandro, aspetta a te. Ciao papi, io sono in cucina, sto per preparare la cena con una delle tante ricette che mi ha insegnato, cioè la pasta ai piselli con la cipollina tagliata fine fine, sia mai che i pezzi siano troppo grandi, perché un'altra delle arti e delle passioni di papà è sicuramente la cucina. Mi ha trasmesso amore per la cucina, soprattutto per le minestre. Papà è senza dubbio il re delle minestre. Mi ha trasmesso dedizione, lì dove cucinare per l'altro e prendersene cura. Quindi lo chiamo spesso, gli chiedo consiglio, gli invio foto, lo invito poi a cena per fargli assaggiare come sviluppo i piatti. Ed è molto bello condividere con lui questa passione. Ciao papi, alla prossima cena! E Angela e Veronica subito abbiamo detto: no, avete ospite papà, dobbiamo mandare un messaggio. Ma quando ritorni dai tuoi Questa è nipoti? la prima che ha parlato prima. Sì. E questa è l'ultima, è Veronica. Manca Ornella. È la nipotina. E la nipotina Oriana, che si chiama Oriana, in onore di Oriana Fallaci, che io e la mia famiglia abbiamo amato, abbiamo letto tutti i suoi libri. E anche Giacomo, cioè il nipote Giacomo. Giacomo, il piccolino che si chiama Giacomo Rizzo. All'inizio lo volevano chiamare Giacomo Rizzo Danna, poi dopo dicono no, è meglio che si chiama Giacomo Danna. È meglio che porti il cognome del padre, se no sembra un personaggio grosso, quelli che hanno i doppi cognomi. Io mi accontento di quello che ho, infatti quando mi chiamano maestro mi disturbo. Però non ci piace chiamarla Giacomo. No, ma mi disturba perché la verità la devo dire, perché sennò perché mi disturberei? Perché chiamano maestri tutti. Ecco. Dire, non posso essere chiamato maestro quando chiamano maestro. No, invece da tu per tu non chiamiamo maestro a tutti quanti, attenzione. Va bene, perché tu fai una cernita Noi facciamo e una capisci bella chi lo è, chi non lo è. Però io vado in certi posti con certi attori che ho avuto in compagnia con me che mi hanno fatto buttare il sangue per recitare, ed il maestro Tizio e il maestro Giacomo Rizzo. Sono tutti maestri qua. Sì, e siamo tutti maestri, siamo un po' tutti maestri in Italia, in tutti gli ambienti. E comunque lei diceva che augurava figlie femmine, le 3 figlie femmine lo amano proprio moltissimo. È mancata Ornella in questa. Non siamo riusciti in tempo. Perché non so come abbiate fatto con le altre 2, ma perché Ornella forse in casa non c'era. Ornella è identica come carattere, si assomigliano molto tutti e 3 perché hanno molto matrizzato, sono molto legate a me, devo dire la verità, ma è anche opera delle mamme che hanno avuto, che sono 2 delle 4 donne che io ho amato tantissimo. Scommetto che lei abbia avuto comunque il piacevole incontro con Edvige Fenech, no? E con Lado Buzzanca, con le sexy. Con le donne, vabbè, con Edvige ho fatto tanto cinema di quel genere, che era un po' la commedia all'italiana un po' scollacciata, così la chiamavamo noi, sexy, ma non c'era mai niente di sexy, voglio dire, non c'era mai niente di volgare. Poi eravamo io, Vitali, che facevamo Lino Banfi, Renzo Montagnani. Io avrò fatto una decina di quei film, anche qualche cosa in più. Con lei ho ancora un buon rapporto, ogni tanto ci telefoniamo e lei è meravigliosa come lo era prima, una gran signora. Per colpa sua una volta poi ho fatto una piccola discussione con come si chiamava quello di Montezemolo, come si chiama? Luca Cordero di Montezemolo. Perché allora era con lei e io le chiesi a lui, mentre avevo finito anni 50 con la regia del figlio di Steni, Manzino. Di Steno, e quindi ero a Capri e volevo sapere notizie di... E dice: io non sono il lacchè della signora
ma io assolutamente non l'ho mai scambiata per il che. Le dirò che se lei non avesse avuto questa storia con la Fenech, io non l'avrei mai avvicinata, mi creda. E basta. E finì lì. E così chiusi. Ma complimenti a dirige, sempre bellissima. Bellissimo. Allora Antonio, guarda chi c'è. Sì, è arrivata, però prima di darle la parola, proprio per chiudere questa parentesi del teatro e poi aprire quella del cinema, perché abbiamo tante cose anche sul cinema, un po' di dolce. volevo fare questo intermezzo appunto con un video, il video di Tatonne Quagliarella, interpretato sempre dal maestro. Ma quella è lunga. Facile come me, senza dimora, offrivo la morte, la mia legge. Mi sono contenta meglio, signore, perché tengo una faccia e una camicia. E quando mi cale, quindi tu vedi, quando facitare in maglietta, e me quando stimata valle briga, chi vostra buona, anda sapere, si l'omma tutte chiacchiere, volesse sentire, quando fa sulle ciccia, se mette a riascartare, e si cammina breve, lasciate stocchinina, addosso meglio vogliate pigliare. Ci stevano scarpare, poveriella, che anni sempre portava luce. E a giornata da scassaia, con bancariella, e quando è stagione va lasciando una buona fritta in parola farò. Tu piesse pane, miese, tu ciotrulla, io riesco opportunità che volte. Che tengo i figli a consuma solo, gli faccio un'altra e esca la campana. Si è palpando sotto un bambino, si rorma fresco e pompa santa, riguardo tappiatoia ma scorcia buona manica, e hanno trovato gli anni, trovato sempre a me, ma non mi tutta porta, fin quando casa canta, di mano forse l'amma, se potrà dire ascoltare. Che brutta cosa che quando mi sciuna mano, rotta, non sempre consiglia, non da retta, che senza voglia quella bruna spardere già avuto qualche volta, ma non mi sono capisce mai paura. Una volta vado in gente a fuori, salvare che non fuori da credo. Quando sono morte, l'hanno esassagrata di gli anni, manca buon momento, le segue belle pronte capo a capo, e vai a lasciare il riconoscimento. Quando sono morte l'hanno esassagrata di gli anni, manca documenti, le segue belle pronte capo a capo, e vai a lasciare il riconoscimento. Quando è venduto l'opera per 100 milionari,
Santa Croce pare e Santa Ricetta, il suo servo posta, che donne guagliatella, o ci sta in da cassella, non so fa mai mancare. E quando mi previa sarà perduta, nessuno dice avrà, si è bella tutta, ma prima dall'ora come saluta, da voglia cattolica, e che l'asciutta. Sì, mi ricordo. Bello, bello. Bella serata, bella serata perché incontrai un sacco di gente particolare. Ma bellissima anche la domanda in questo momento la farà Lucia Prego. Lamarca, la ragazza col turbante. Lucia, cosa vorresti domandare al maestro? Allora, a proposito di incontri, gli incontri nella vita di un artista sono molto importanti perché possono cambiare le sorti della nostra carriera, possono aiutarci e perché no ci possono regalare anche tante emozioni. E c'è un incontro molto importante dietro le quinte di Maghi si nasce. Paolo Sorrentino, quando la incontrò le disse: ho scritto questo ruolo per te, le affidò un ruolo in L'amico di famiglia, quindi è stato un incontro... Ah, ma con Maghi si nasce, sì, nacque lì la magia. Sì. Quando venne a vedermi al Teatro Totò, mi mandò sopra Nicola Giuliano, che è il suo produttore di sempre, con il quale ha fatto tutti i film e continua a fare i film. E mi mandò su e mi disse Paolo Sorrentino vorrebbe parlarle di un film e di una sceneggiatura che ha fatto pensando a lei. Ma io pensavo che volesse affidarmi un ruolo, poi venne a casa, mi raccontò un po' tutta la storia con la sua bravura, con la sua genialità, e a me piacque tanto. E io dissi allora, lui dice bene, Geremia, ho pensato di farla fare a lei. Allora, dopo per l'appunto la bella domanda di Lucia, offriamo anche un po' di babbarè. Certo. A lei piace il liquore? Questo è il liquore speciale. Un goccino. Un goccetto, un goccetto. Mi è stato regalato, non l'ho ancora bevuto. Oh, allora è l'occasione per berlo Allora qui devo berlo. in compagnia. Anche perché lei è la testimonial del primo liquore al gusto Ma è del babà. testimonial che è buono? Assolutamente sì, parola mia. Perché a volte si è testimonial, però non si conosce il perché, il per No. come. E allora io lo bevo, mi alzo un attimo, Certo. Sì. arrivo Sì, arrivo vicino io a da te. Ah, che bello, con È molto meglio che piacere. vengo io da te che vieni tu da me. E intanto, no, intanto volevo far vedere, Sì, facciamo vedere visto, qualche altra cosa. visto che passiamo nel reparto cinema adesso, A te. facciamo vedere il blocco numero 1 con tante foto tratte dai set dei film del maestro Giacomo Rizzo e poi affrontiamo il capitolo cinema. E la fiction che feci con Nichi Tognazzi, con
con la bravissima Ranieri. Luisa Ranieri. Tanti set, solo alcuni. Benvenuti al nord, benvenuti al sud, Passepartout, tanti. Era mio padre anche, mi sembra. Sono 78, domenica che sono andato a Roma per il film Pane e cioccolata, per parlare di Manfredi e di Franco Brusati, che era il regista. C'era un docente di cinema, della storia del cinema italiano, mi ha citato un sacco di titoli che io non mi ricordavo più e mi ha fatto un sacco di piacere. Dunque, sono arrivato al numero 78. Ma lei ha avuto anche il piacere di conoscere un grande del cinema. Vi dico il nome e voi dovete terminare. Robert De Niro? Robert De Niro! Come? Ma veramente allora, le ha insegnato a ballare? Veramente l'ha insegnato a ballare? Con De Niro gli ho insegnato a ballare. È una scena che lui aveva con Dominique Sanda, non sapeva ballare, io dissi non ti preoccupare, faccio io la donna, tu seguimi, e così imparò a ballare e io mezz'ora ogni mattina la dedicavo a lui prima del trucco che reciprocamente dovevamo fare. Io avevo più di un'ora di trucco, lui aveva una mezz'ora di trucco. Ma lì c'era anche Donald Sutherland, lì c'era Burt Lancaster, c'era Gerard Depardieu, c'era Sterling Hayden, c'era Alida Valli, Stefania Sandrelli, c'era Francesca Bertini, quello che... Con Francesca Bertini voglio raccontare questa cosa. Io seppi che Francesca Bertini, la diva del muto, era napoletana, e allora ogni tanto che dicevo, ma signora, ma lei è napoletana? No, guardi, io sono toscana, io ho avuto una storia importantissima con il più grande gioiello Sigo Soldi. Lei ha avuto tante storie, ma lei è napoletano, non c'entra niente, perché anche i napoletani hanno le storie. E lei diceva sempre che no. Facemmo una scena, io, lei e Burt Lancaster. Lancaster veniva a prendermi nella carrozza perché io arrivavo e lei era nella carrozza con me. E lei sbagliò 19 volte perché oltre questo lei appena finiva stop, sentiva stop, prendeva dal borsello il rossetto e se lo metteva e andava una persona vicina e diceva signora guardi che noi dobbiamo girare subito una, ma io non so stare senza il rossetto. Sì, ma lei fa una madre superiore, lei è una suora, lei è la massima rappresentante della religione, non è possibile avere il rossetto. Va bene, non dubiti, me lo tolgo, però ci voleva un po' di tempo. Facemmo 19 ciak, al 20° ciak lei la fa bene, passa una comparsa e rovina la scena e lei disse vabbè signora, io dissi vabbè è napoletano e vuole sapere il significato. Ne ho sbagliate 19, la 20ª che era buona, questa me l'ha rovinata. Noi avremmo detto vabbè, e lei l'ha detto molto bene ma lei è sempre dietro di me. No, stiamo nella stessa scena, perciò glielo dico. Non si mortifichi, lei ringrazia il cielo che è napoletana, perciò che lei ha avuto questo successo perché era napoletana. Era una cosa, era un 1,61 m. Vabbè, un tappo, abbiamo capito. Molto tappo. Molto tappo. No, ma non era proprio niente. No, io voglio sapere, visto che io amo questo attore, Robert, come è stato? Robert De Niro. De Niro è una persona per bene. Adesso sa ballare grazie a lei? Sì. Adesso è riconoscente? Ha imparato quel ballo, ecco, ma non ha imparato a ballare. Poi c'era sempre una specie di simpatica lite tra lui e Gerard Depardieu. Gerard Depardieu era quello un po' più, voglio dire, hippie, tant'è vero che fu cacciato via dall'albergo dove dormivamo, perché era un albergo molto in che si chiamava Maria Luigia a Parma, e lui fu cacciato perché lui e la famiglia sporcavano l'albergo. E mentre Robert De Niro era un gentleman, una persona molto per bene. Ma lui veniva dal successo del Padrino parte seconda, che aveva finito di girare ed era già in lizza per vincere l'Oscar.
È stata una bella avventura quella. Ultimamente è venuto Bernardo Bertolucci, è venuto a Napoli 2 anni fa, mi ha invitato a una serata che si è fatta a Napoli ed è stata una bella serata perché... Ida, vediamo un po' i saluti, Sì, altri saluti, dove vediamo anche il maestro, insomma, che fa una cosa particolare. Io faccio delle cose particolari. Saluti numero Vediamo 5. quando faccio delle cose particolari. Carissimo Giacomo, amico mio, come stai? Lo so che non te l'aspettavi. Del resto questa è una sorpresa che ti abbiamo preparato. Io non so se i telespettatori di questa trasmissione, che sicuramente conosceranno il grandissimo artista che sei, conoscono l'uomo che sei. Perché io te lo dico sempre, ma non per amicizia, ma perché lo penso e tu mi conosci bene. Se dico una cosa la dico perché la penso. Perché l'artista è straordinario, ma l'uomo è ancora più straordinario dell'artista. Amico caro, oltre ad essere un grande uomo e un grande artista, sei anche un grandissimo ballerino e ne diamo dimostrazione. Un abbraccio amico mio, ti voglio bene, ti aspetto ad Agropoli. Ciao! Mi piace la vita mondana, No, era una festa. No, ma il maestro lo incontro spesso nelle varie... Erano i 18 anni no, io amo ballare, se si fa tardi dopo teatro e le ragazze vogliono andare a ballare io vado subito. Compagno. Però lei sta citando spesso, amo le mie figlie, amo ballare, l'amore, che cos'è per lei l'amore? L'amore è la cosa più importante della mia vita. Io ho vissuto per amore della famiglia, ho vissuto per amore delle mie donne, perché sinceramente io ho amato moltissimo le 4 donne che ho avuto. Pina, dopo di Pina ho avuto Stefania, la mamma di Veronica, anche con lei è stato un bellissimo amore durato 9 anni e adesso ci incontriamo, ci vogliamo bene, spesso stiamo insieme. Pina purtroppo non c'è più, ahimè. E poi la terza è stata Carla Scavone, che tutti quanti conoscono, Attrice, sì. Adesso vive la sua vita con una bellissima persona che è Massimiliano, è romano, vivono a Roma, hanno una figlia meravigliosa, la quale farà sicuramente l'attrice perché è bravissima, che si chiama Carolina, e ci vediamo spesso, siamo stati forse neanche 4, 5, 6 giorni fa siamo stati insieme. E poi ho vissuto una storia molto bella con Giovanna, una ragazza che ho conosciuto attraverso Facebook e poi ci siamo incontrati alla prima di un romanzo scritto da Gianni Mattioli e ci siamo innamorati in quell'occasione, man mano, poi siamo stati 4 anni e mezzo e poi mi ha lasciato, come di solito hanno fatto le altre precedenti. Io non ho mai lasciato nessuno, per la verità. Però ho subito 4 volte questa cosa bruttissima, è una cosa che non auguro a nessuno, se è innamorato come sono stato innamorato. E per chi è afflitto da queste pene d'amore, no? Un po' da quelle novelle di Boccaccio, giusto maestro, professore? Dal Decameron. No, ma quelle sono novelle che non mi appartengono. Io ho fatto il Decamerone con lui, con Pierpaolo Pasolini, ho avuto anche un'amicizia. Lui ha girato un film di Sergio Citti che era Storie scellerate e mi ha fatto fare il protagonista di una di queste storie scellerate dove raccontando l'amore, vengo ucciso. Raccontando anche l'amore? Ha raccontato l'amore, ma l'amore di quei tempi, ma era più il fatto, voglio dire, fisico che non quello spirituale, ideale. Ti raccontava come a quell'epoca si approcciava a una donna. Come si approcciava all'epoca? Maestro, io non lo so. Come si approcciava? In maniera molto materiale, per la cultura che si aveva, voglio dire. Le donne sono sempre state quelle da
come fanno adesso gli afghani, come fanno adesso quei barbari che stanno facendo di tutto, quelli che hanno decapitato quella ragazzina di 18 anni che giocava a pallavolo. Nuda e cruda, quindi. È una cosa che mi ha fatto molto piangere. Per la verità ho pensato a una mia figlia che veniva sgozzata e decapitata da questi animali che vorrebbero fare un governo accettabile. Ma accettabile come? Parliamo di cose più... Vabbè, cose belle, viva l'amore! La svolta c'è stato con l'amico di papà, vediamo il montaggio numero 1 e poi ne parliamo. Non l'amico di famiglia. L'amico di famiglia, l'amico di famiglia. È una commedia di Scarpetta. Però che ha fatto lei? No, non ha fatto. Ha fatto Mario Scarpetta, buonanima. Sorrentino l'ha fatto anche fumare al maestro, che non tocca una sigaretta, non ha mai toccato una sigaretta. No, io ho fumato. In passato ha fumato. Come 42 anni che non fumo. Vabbè. Ma quando l'ha girato sapeva quello che sarebbe successo o no? No, ho letto la sceneggiatura, ma non sapevo come la girava lui, le scene come le girava lui. Abbiamo girato tanto, devo dire la verità. Abbiamo cominciato il 2 settembre del 2005 e abbiamo finito il 30 dicembre del 2005. 3 mesi. Grandi riconoscimenti ha avuto, ma anche Paolo Sorrentino con l'ultimo si è candidato agli Oscar. Dicevi, Gemma, come si chiama il film nuovo? Si chiama È stata la mano di Dio. La mano di Dio, sì. Ma io sapevo la storia perché io ho conosciuto i genitori da vivi. Però, vabbè. Saluti numero 6, vediamo se al maestro piacciono questi saluti che arrivano. Numero 6, vediamo. Ma Giacomo Rizzo per me è oltre l'artista, è oltre il grande attore, cioè Giacomo fa parte della famiglia, Giacomo è come un padre, Giacomo è Giacomo, questa è casa di Giacomo Rizzo, cioè la moglie di Giacomo, cioè è mia moglie, per Giacomo, ti aspettiamo, manchi da un po', manchi da un po', maestro. Ciao Giacomo, ti saluta pure Simone. Giacomo, quante cose avete da raccontare, quante feste, quanti momenti insieme, anche qui, ma una cosa che Giacomo vi deve raccontare è la sua prima volta allo stadio, allora San Paolo, oggi Stadio Maradona. Napoli-Udinese 1-1, l'ho portato io a Giacomo Rizzo allo stadio. E chi sa scorda che la giornata. È vero, che è successo? Napoli-Udinese. Ma non sei tanto tifoso, però. Lui mi ha portato allo stadio. Sì. Ma la cosa più bella che capitò che quando siamo arrivati allo stadio c'era una serpentina che non finiva mai per arrivare. L'ultimo della mi usò per fare i fatti propri. Cioè? Avete visto che abbiamo qua Giacomo Rizzo? Ma fatto questa fila. Ecco qua Giacomo Rizzo. Salutando Giacomo Rizzo. E arrivammo lì all'entrata. No, in un batter d'occhio. Bravissimo. E lui entrò. Io poi sono entrato e mi sono seduto dove ero assegnato. Ma non mi hanno fatto stare là. E perché una fotografia, 2 fotografie, 10 fotografie, perché da casa, state per qua, ma venite più giù, ma maestro, ma state meglio qua, state meglio qua, e passavo sempre più avanti, alla fine ho visto la partita in piedi, perché ho perso il posto, in piedi su un gradino, è passato un energumeno, una personaccia, per farsi una fotografia con me, mi ha girato il collo mamma mia, e mi ha detto fatti una fotografia con me, mamma mia. Mi ha girato il collo e mi ha fatto male tantissimo. E così è finita la partita. Vabbè, complimentiamoci con Gennaro, Gennaro che sta facendo un ottimo lavoro, i Bastardi di Rizzo Falcone, che ha fatto complimenti. I Bastardi, che ha fatto una bella, ma lui con me ha fatto 2 o 3 spettacoli. Sì, ha lavorato con te, lo sappiamo. Allora, adesso c'è Lucia Lamarca con la seconda domanda. Un'altra domanda di Lucia. Più che una domanda in realtà vuole essere una curiosità. Allora, il suo rapporto con Luisa Conte è sempre stato molto particolare, quindi amore dietro le quinte e odio sul palco. Però con Luisa Conte. No, odio mai. No, assolutamente no. Non avevamo un rapporto
sempre morbido, però ci stimavamo reciprocamente e forse ci volevamo anche bene, perché poi siamo stati parecchio tempo insieme, siamo stati dall'82, abbiamo fatto 82 e 83, insomma io ho finito con lei addirittura nel 94, che lei è morta nel 94, io nel 93 ho fatto la figliata di Raffaele Viviani, ma facevo un piccolo ruolo perché avevano già assegnato i ruoli, anche lì c'è stata una piccola discussione tra di noi, insomma, però io me la ricordo positivamente sempre, perché era una persona positiva. Questo grande amore che poi insomma, si è incarnato quando lei ha interpretato il ruolo di Luisa Conte nella figliata di Diani, quindi è una cosa molto bella che vogliamo ricordare. No, io avrei dovuto interpretarlo vestito da donna. Da donna, però avrei preferito così, non me l'hanno fatto fare. Mi hanno fatto fare una specie di effeminato, io ho fatto il portiere sostituendo lei quando è morta, perché abbiamo fatto le ultime, voglio dire, repliche con Enzo Cannavale che faceva il suo ruolo e io che facevo il ruolo di Luisa, però c'è stata anche una volta quando abbiamo litigato che lei non voleva uscire, non voleva entrare in scena, io sono entrato, ho recitato il pezzo mio e il pezzo suo e poi lei nel finale chiaramente è dovuta uscire. È stata una cosa divertente, di una simpatia unica. Ci stiamo avviando verso il finale, quindi abbiamo tante cose da vedere. Regia, blocco numero 3 di foto e saluti numero 3. Buonasera a tutti, sono Emiliano De Martino. Ciao Giacomo, come stai? Allora, intanto tengo il cappello perché io so che tata, tu ami i miei capelli, ti volevi fare i capelli come i miei. Dici sempre tagliati questi capelli, tagliati questi capelli. Voi dovete sapere che Giacomo per me è un nonno. Giacomo ti vogliono sacchi bene. Noi ci siamo conosciuti su un set e abbiamo iniziato non col piede sbagliato, ma insomma due bei caratterini, ci siamo un attimino, lui mi ha dato un consiglio che è stato preziosissimo, però io al momento gli ho detto la mia e lui ovviamente si è imposto perché aveva ragione su quello che mi diceva, al che dopo le riprese sono andato da lui e ci siamo innamorati da quel momento in poi. Poi è venuto sempre a vedermi a teatro, quando veniva a teatro la prima cosa che diceva quando entrava nei camerini è tagliati questi capelli. Ciao Giacomino, un bacio. Emiliano, uno scugniziello, uno scugnizello. Lo scugnizello, no, ma perché quel ciuffo che c'ha sempre davanti, che tu fai l'attore non puoi tenere sempre questi capelli tagliati così. L'attore deve essere al servizio dei personaggi, non i personaggi al servizio proprio. Io per esempio non amo gli attori di adesso che hanno tutti quanti le barbe, Marco Giallini fa sempre schiavone, sembra che faccia sempre lo stesso personaggio. Un attore si deve cambiare le barbe, con un baffo, senza baffo, con un pizzetto, con i capelli ricci, con varie parrucche. Un attore deve dare tante interpretazioni del suo essere attore. Deve saperle anche rappresentare. Allora, maestro, per lei la food blogger ha preparato un piatto dedicato. Vediamo, io vedo veramente
Cosa sono questi, Gemma? In cucina Allora, con Gemmi, ricordiamo che la potete Dio, si seguire mangia, su adesso si Instagram, mangia. adesso si Vediamo mangia. che Devono succede. seguirmi su Instagram Ecco. perché lì poi troveranno la ricetta praticamente spiegata punto per punto, Ah, gli la ingredienti. dirai quindi? La Certo, dirai la questa ricetta? sì, perché è comunque una ricetta tradizionale rivisitata. E diciamo che è il tradizionale timballo di pasta, però fatto con cremoso di zucca e provola offerta dal nostro sponsor, il caseificio La Bonitas. Riesci a fare Lo faccio. Dobbiamo soltanto mi dai- dire una cosa mi dai- importante, sì. che questa Mi fa che piacere una perché quindicina di infatti giorni di fa foto c'è non- stato il World Pasta Day. Infatti vado a Ecco. leggere un Tu l'hai attimo preso da delle dove? informazioni importanti. Domenica 25, il World Pasta Day, quindi abbiamo festeggiato la pasta. Sì. La pasta. Giornata mondiale della pasta. Ma la pasta è da festeggiare. Lei la mangia sempre tutti i giorni la pasta? No, questo non la mangio tutti i giorni perché mi ingrassa. Infatti leggiamo che il ma la World mangerei Pasta anche Day, 2 volte al giorno. il World Pasta Day 2021 Sì. è stata un'iniziativa di beneficenza organizzata dai pastai italiani in sostegno delle mense Caritas nelle principali città che vanno dal nord al sud. L'iniziativa mondiale è organizzata dall'Unione Italiana Food e dall'International Pasta Organization e proprio dalle loro analisi emerge che il consumo di pasta negli ultimi 10 anni è quasi raddoppiato, passando da 9 a circa 17 milioni di tonnellate annue, con l'Italia che guida la produzione e l'export. I pastai italiani infatti hanno donato 13.000 tonnellate di pasta alle mense Caritas, l'equivalente di circa 160.000 porzioni, un gesto che si inserisce in un progetto ancora più ampio e che in Italia ha come testimonial il cuoco Antonino Cannavacciuolo. Ah, benissimo. Ecco, questo è il Antonio, piatto che non so se dopo, ti fa un baffo Gemma Caruso con questo piatto, non lo so, lo dobbiamo scoprire. Dopo Anzi, l'assaggeremo. Vorremmo che Giacomo lo assaggiasse, la verità. Ah, ecco, vediamo, lui che ama cucinare. Gemma, tieniti pronta. E qui c'è il peperoncino. Qui c'è il peperoncino, è Beh, piccante. io prendo, non so, dopo mi darete un bicchiere d'acqua. È normale, prepariamo anche l'acqua. Per il maestro Per che il adesso maestro, assaggia sì, questo timballo. Buono. No, buono, buonissimo. Buonissimo. Ah, bene, complimenti, dai. Allora, mentre il maestro ne mangia, mentre ne mangia un altro po', vediamo un po' i saluti. Questo è l'effetto che fanno i piatti a tutti i nostri Tutti, ospiti. dobbiamo vediamo un dire po' la verità. i saluti numero 4 mentre il maestro degusta Tovagliolo. questo timballo. Ciao a tutti i telespettatori, sono Fabio Massa e sono onorato di aver ricevuto questo bel pensiero da parte di Antonio di omaggiare in qualche modo il maestro, il carissimo Giacomo Rizzo, che è lì con voi e che è davvero una persona straordinaria. Io non starò qui a decantare quanto di importante abbia fatto e quanto sia da esempio per il nostro percorso, no? Per i percorsi soprattutto dei ragazzi che intendono fare questo mestiere con voglia, con forza e con vigore. Voglio raccontarvi un piccolissimo aneddoto per farvi capire quanto immensa sia questa persona. Eravamo sul set di Alessandra a maggio, credo l'anno scorso, 2 anni fa, un freddo assurdo, era maggio ma faceva freddissimo. Tutti noi parliamo di fascia dai 18 ai 35 anni con le coperte addosso di notte, e invece c'era una persona che fischiettava, che si divertiva, che non voleva mai stare seduto, che non si lamentava. Indovinate un po' chi era. Giacomo, sei un esempio, sei una grandissima persona, ancora prima che un grandissimo artista, e sono felicissimo di essere un tuo amico. Un bacione e a prestissimo. Ciao! Giovani si lamentavano per il freddo, Sì, il no, maestro niente. Io non mi sono mai lamentato. Io ho fatto una scena e purtroppo per un collega che non aveva imparato bene la parte, poi me l'ha raccontato Massimiliano, io ho fatto 60 volte le scale a salire e per scendere. 60 volte. Ma lei si allena anche, fa palestra, non sai so. quei palazzi che salgono le scale così, che si intrecciano, Sì, sì. poi salgono così, 60 volte. Ma lei non fa palestra in casa, no? Non fa. Sì, io faccio un po' di ginnastica al mattino, risveglio faccio muscolare. l'inspirazione e la respirazione della cassa toracica, Bene. faccio questo, mentre respiro faccio questo, C'è un po' di risveglio. 10 e 10,
poi faccio questi qua 20 volte, poi faccio questo qua che adesso lo posso fare in diretta, che faccio questo, che mi tengo la gamba a tanto tempo. Prendete esempio dal maestro. Tutte le mattine faccio questo, che sto facendo un po' di terapie da una posturologa che è mia nipote, Giuliana Rizzo, se ne avete bisogno, è bravissima, è a Nola. E sto facendo sicuramente ci andrò. Va bene. Sicuramente. Bravissima, è bravissima. Questo esercizio fisico abbinato però all'alimentazione, perché lei dice... non mangio molto, non fuma e non beve, ci diceva prima. E non fumo. Allora, manca poco, sì. Anzi, per l'esattezza 5 minuti. Allora, vogliamo 5 minuti. 5 minuti. Sì. Mancano 5 minuti. Di cosa possiamo parlare? Ma quando si mancano i 5 minuti si pensano ai 5 minuti del teatro. Quando si danno i 5 minuti in teatro poi bisogna prepararsi e bisogna già essere in scena. I 5 minuti in televisione invece tanti anni fa si facevano con l'orologio, partiva l'orologio e ti segnavano non i minuti ma i secondi che mancavano per cominciare a registrare. Invece in cinema non esistono i 5 minuti, esistono soltanto che bisogna prepararsi, gli ori pronti, poi c'è... Allora... Siamo pronti? Va bene, sono pronte le macchine. Siamo pronti? Pronti? Azione! E si gira. Ma l'ansia sale o c'è sempre tranquillità? Che cosa? Quando si recita, no? No, al momento del adesso più che mai, perché c'è la presa diretta in cinema, bisogna osservare un silenzio ma veramente totale. Perché se c'è anche una macchina che passa, se c'è un rumore che si sente, bisogna rifare la scena. Non abbiamo avuto difficoltà una volta con una sirena che era molto lontana da noi, però si sentiva mentre giravamo e abbiamo ripetuto la scena tantissime volte perché si sentiva. Però noi l'abbiamo un'ultima domanda e la ricaviamo proprio da questi ultimi saluti che ci arrivano, che ci danno proprio l'occasione per poi fare la domanda finale. Io ho guardato pochissimo, ho sempre guardato un po'. Ha fatto bene, perché comunque ci riprendono ovunque. Saluti numero 2. Buonasera a tutti, buonasera maestro, non so se vi ricordate di me, io sono Alessandro Brunelli, ho studiato recitazione con lei un po' di anni fa al Teatro Troisi. Per me quella è stata una bellissima esperienza, conoscerla da vicino, vedere un maestro come lei, come si muove sul palco, come parla alle persone. E mi ricordo che studiavamo un testo di Salvatore Di Giacomo che era La Samma fa Dio e c'era una frase all'interno che noi non riuscivamo mai a dire come la diceva lei, che era tipo quando papigli quant, sicuramente l'avrò sbagliata. E per me quella è stata una bellissima esperienza e molto divertente. Una volta mi ricordo che andavamo a vedere il maestro Giacomo a teatro, io ed un'amica, e gli portammo dei fiori. E lui disse: avete fatto una bellissima cosa perché anche noi uomini vogliamo abituarci ad avere i fiori. E quella cosa mi è sempre rimasta, non so perché. Comunque maestro, io la saluto e le mando un abbraccio grande. Buonasera a tutti, volevo mandare un grande saluto al mio maestro Giacomo Rizzo. Lo so che lui non ama essere chiamato maestro, ma per me è davvero un maestro di vita e un maestro sul palco. Quest'anno per la 6ª volta, con il 6º spettacolo, torneremo in scena e non vedo l'ora di ricominciare le prove perché davvero non vedo l'ora, è tanto tempo che siamo stati fermi, non vedo l'ora di rivederlo e di apprendere dai suoi insegnamenti. E soprattutto ricordo questo aneddoto: lui ad ogni spettacolo è solito una sera portare, soprattutto la domenica, le codine d'aragosta alla panna che a me mancano tanto, quindi maestro vi mando un bacio, spero di vederla presto e spero di assaggiare nuovamente queste meravigliose codine alla panna che fanno veramente, ecco, mi fanno avere l'acquolina in bocca. Un bacio al mio grande maestro Giacomo Rizzo, un bacio. Tutti al teatro. No, l'ultima domanda è proprio questo, l'insegnamento che lei dà a tutti questi giovani. No, per dire terminiamo proprio tutti al teatro. Io trasmetto la mia passione, il mio amore che ho per questa attività che è talmente vera. Mi dicono quelli che mi vedevano sul set: maestro, lei gira come se fosse un principiante, lei è lì che sempre
aspetta di entrare in scena, non è mai fuori luogo, sa quando deve fermarsi. C'erano delle scene molto difficili, devo dire la verità. E c'era questo attore che purtroppo ha un nome, io non me lo farò mai il suo nome, che mentre recitavamo prendeva il telefonino. Io una volta gli ho detto: senti, il telefonino va spento, io e Massimiliano Gallo, i telefonini appena arriviamo li diamo a uno della troupe, io li spengo, perché non è possibile, a parte il fatto che se tu hai una notizia un po' particolare dalla famiglia, da un amico, e cambi umore, e tu non puoi cambiare umore mentre stai recitando un ruolo, quindi il telefono va, invece questo aveva il telefono, perciò non si ricordava le battute e mi ha fatto fare 60 volte le scale. Non vi distraete con questi telefonini, anzi, mi raccomando, no. L'arte, la cultura è la cosa principale, quindi... Ma a teatro dove la vedremo prossimamente? Dove A teatro sono al Teatro Bracco, sempre insieme con Caterina, che è la mia produttrice, e faccio una commedia, mettiamo in scena una commedia che io ho scritto nel 2000 insieme a un amico che si chiama Germano Benincaso, e la commedia io l'ho elaborata tantissimo, l'ho resa scoppiettante, e si chiama Un figlio in provetta. Io sono un signore di una certa età, ma guarda un po', che è sposato con una donna molto giovane, guarda un po'. E c'ho la suocera contro, guarda un po', che è un po' le cose che mi sono capitate ultimamente. Quindi si ritorna al teatro con gioia, Vabbè, dopo quello che abbiamo passato. Con tanta gioia, ma sono pronto per fare un film, perché dovrei fare un film che spererei tanto di fare, che è la storia di un ammalato di Alzheimer. Ed è molto, molto drammatico, ma è molto bello. Io mi auguro di poterlo fare questo film, sinceramente. Ma più la comicità? Oppure il ruolo drammatico? Io mi diverto quando, io sono un po', mi dispiace di fare questo paragone così, con molta osservanza con Totò. Voglio dire, io sono uno che inventa, in scena, si diverte tanto, improvvisa tanto. Ho la comicità nel sangue, ma un attore comico è un grande attore drammatico, il dramma dell'attore drammatico che non sarà mai un comico. Bravo. E con questo dobbiamo chiudere, perché il nostro tempo è volato. Ultima domanda, poi salutiamo tutti. Allora, come vi è sembrato, come le è sembrato a Tu per Tu? Questa è la domanda. Devo dire la verità, che facciamo? Mi sono trovato a suo agio. A trovare, scusatemi il bisticcio di parole, qualcosa in più di quello che pensavo. Siete stati bravi, devo dire la verità, perché lui è molto tranquillo, sa quello che vuole fare. Cioè, devo dire i complimenti anche a te, perché io ti ho conosciuto una volta come moglie di non sapevo, in macchina non ti ho riconosciuta perché eri seduta, tu sei questo donnone, in macchina eri seduta. No, pensa Antonio che io ho dovuto dire, maestro, lei si ricorda ad una cerimonia del figlio di Francesco Scarano, il nostro amico, nonché padrino di mio figlio, che salutiamo Francesco ovviamente, e lui, ecco, adesso ricordo, e si è ricordato tutto il fatto, dove ho conosciuto anche la sua ex fidanzata. Vabbè. Abbiamo concluso, abbiamo terminato questa bellissima puntata. Sì, io voglio salutare il pubblico, se vi va seguite questo programma, perché dopo di me ci saranno tanti altri vostri beniamini, tanti attori straordinari che verranno qui e racconteranno anche loro la loro storia. Io ho raccontato parte della mia storia, perché la mia storia è molto lunga e mi sarebbe piaciuto anche di intervenire su faccende un po' più serie, sul momento che stiamo vivendo della pandemia, di come le cose stanno andando in Italia, e vorrei soltanto dire una cosa, l'ultimo messaggio che voglio dire a tutti: bisogna vaccinarsi, al di là di ogni remora che si può avere per il Green Pass, per il vaccino. Se tutti fossero morti con il vaccino, come alcuni sostengono, noi abbiamo raggiunto l'80%, il che significa 46 milioni di vaccinati, sarebbero morti 46 milioni. Non sono morti, sono vivi. L'Italia è la prima nazione d'Europa
che ha la popolazione più vaccinata. Significa che abbiamo meno morti, non abbiamo tutta questa folla di gente in ospedale. Io in ospedale ci sono stato 36 giorni, non è una cosa molto bella. Arrivederci a tutti. L'Italia deve vivere, quindi mi raccomando, vaccinatevi. E tutti a seguire Giacomo Rizzo in teatro. Vai Gemma, salutiamo in cucina con Gemmi. Vai. Grazie, saluto tutti voi. Prima di chiudere questa puntata volevo salutare i nostri sponsor perché sono stati molto importanti questa settimana che hanno partecipato all'Italian Food 2021 a Milano. Bene, ci pregiamo di avere questi sponsor che collaborano con tutta la nazione. Ciao Lucia Lamarca, la ragazza col turbante. Grazie mille. Domenica la replica di A Tu per Tu. Domenica la replica. Seguiteci anche domenica. Vi auguriamo una buona serata. A che ora c'è questa replica? La replica domenica alle 21. E quindi oltre a questa diretta che state vedendo martedì, se volete riguardare tutta la vita e rivedere anche i messaggi che ha ricevuto il nostro maestro, guardatevi la replica domenica alle 21 sempre su Partenope TV. Buona serata. Ovviamente, aspetta Antonio, salutiamo il nostro editore Angelo Ciero, il nostro direttore artistico Renato De Carmine e tutti coloro che ci supportano in questa lunga avventura di A Tu per Tu. Ma il prossimo artista chi sarà? Lo scoprirete presto. Ciao, sorpresa, da parte nostra, buona serata. Rizzo, buona serata. Ciao, grazie. Ciao a tutti. Ciao.